Renato Bordi, sono nasciuto in Tonara 57 anni fa e ti posso raccontare, mi sono sempre interessato di cosa sarda, specialmente da anni, da 20 anni a questa parte, sono presidente del suo collettivo più numeroso, mi sono occupato della poesia del poeta da Tonara, ma non solo, in questi ultimi anni ho fatto un concorso di poesia, riferito a tutti i poeti della Sardegna, ma in particolare i poeti locali, perché pensavo che la poesia locale deve essere tornare a valorizzare, che in questi ultimi anni in vita e vengono a perdere noi, ecco. E te faccio, mi occupo di cosa sarda, ho scritto un libro, visto il nome del luogo da Donara, ha avuto un buon successo, mi pare che sia un bel traballo, manco tenendo sa critica, poi sì, ultimamente ho traballato in questa poesia di Babbo mio, la sa poesia, sa lo sappo traducere, e lo sappo presentata, ecco. Come rima nasco in Lima Sarda, vedete, mamma mia, parlava sempre cussa, il nome nostro parlava sempre cussa, e con un compagno mio, se mi da mia, parlava sempre cussa. Certo, poi sì, questa cosa, a bella bello, su sardo, su italiano si imparava, che sarà pensato su sardo, però in ogni situazione in cui magari perché devo dare il più possibile, penso in Castello, è una città della città che si bevendo in questi ultimi 30 anni, Gase con tutto che stiano su sardo, guardo su sardo, salvo qualcuno che non mi comprende, ma dico sempre che se scunisco devo dare, posso stimolare, posso fare fuori dare il sospuro, ecco, questo è su chinaro, ecco, penso di questa cosa. Io come traballo faccio assistente laboratorio, quindi già con tanto con pizzocchetto, Naro, vuoi da sardo, certo che a pizzocchetto e collega che su sardo non lo vuoi, ma come ti viene prima, sa buona parte di porta sa che devo questionare, mi adeguo a questionare, ma mi ha dato a questionare sul capitanesio, che a me da volta scusa sbotte, ma non che non rumpano a me, tanto di spare che so da reso sia diverso che si soro, ma poi che hanno che disciono me, da volta mi nanta, comprendevo bene, no? Come ti narra, quello di questione se questa gente ti comprende, è questione soltanto di non imparare bruso. E poi cercare di si fare acquistare fiducia pure inizio se tutto, e poi se sale in solo, ecco. Io figlio non ne tengo, quindi posso andare, però in scuola devo andare da pizzocchero scuola figlio mio, come ti l'anno prima, che devo questionare, e non solo, e invito visto se gente che conosco e tiene figlio ad imparare su sardo, che è una lingua, su sardo è una lingua bella, è una lingua antica, e me da cosa non si comprende che vuoi in sardo, e queste cose tutto, me la volta dobbiamo tra iso, Lugar di questione te veramente per scontento solo che parecchio di mente vuoi dare forse che questo italiano li ha creato pauria e una volta gli insegnanti spuru non funti non po' me da motivo sono nata mai versiamo questa lingua invece se che è una lingua invece che deve essere non solo preziata, ma deve essere considerata a tutti, in ogni livello, che è una lingua pare e forse più esatta da spuro. Ecco. Beh, certo che è giusto, ma però non basta non essere giusto, bisogna che si sente se legge, se gli impegna da questionare, di guardare. Poi o noi siamo limitati a fare corso, se di scuola, se non bene, per carità, tutte cose, sai che... Però, la gente lo vive come un passatempo, se invece salima, noi stiamo passatempo, se la lima è stessa identità nostra, che uno non fuori da Sosardo, non comprende manco chieste, solo guardando su qua Sosardo, cominciate a si differenziare dai altri, ma non può tanto così differenziare, così intende finze se pare sei esatto, perché Salimma è schediata questa forza, come comprende che Salimma sua è pari esatto, ed io mi capito, per esempio, di una scuola in cui vado corso di scuola tiene due indirizzi, uno è su linguistico e due pizzocchero che gestionata su francese, su inglese, su tedesco
Tutti contenti che fanno un'altra lingua, che è completa tutto, anzi sì, penso che sia forse la cosa più importante, perché è la base della lingua sopra, poi pare canono, ma finché se mamma e babbo che hanno imparato l'italiano, ma da volta si non ti parlava la moda sarda, comprendi, ma si rende conto che una volta distrugge e tanto è meglio a questionare fare bene la lingua sopra, per poter fare finché bene la lingua, che se ne conosce la lingua sua come tenere a Gramsci, poi è male imparare finché la lingua esatta, lo so. E domanda che mi ha fatto, tutti tutto accappiato su una satira, non si può non fare un concorso in lingua sarda, che due su sardo non detengono che sia una lingua pari a esattera, nemmeno se ne peso, ma pari sa su manco, su. È giusto che su un concorso scuro bene ti ha fatto questa lingua tua, poi te ti rafforza tutto su identità come ti faranno e ti permette di vincere di intendere pare come te esatto, ecco, e quindi non solo questo è importante, ma è finché se dovere di questa regione, di questo Stato, ad imporre, ecco, il concorso di lingua sarda.